Ci accennava al risparmio fiscale, direttore. La manovra recentemente varata ha cambiato le aliquote IRPEF, gli scaglioni. Per quanto riguarda la previdenza complementare, ci sono state delle modifiche oppure tutto è confermato rispetto al 2021? Sì, no, diciamo la tassazione della previdenza complementare è rimasta inalterata, tuttavia è chiaro che se tu vai a modificare le aliquote di base, quindi sposti, che ne so, un'aliquota del 27 per dire un esempio a caso, no? Ma poi torneremo magari su queste tematiche con più calma. Se riduci l'aliquota media, l'aliquota IRPEF dal 27 al 25, vuol dire che nella previdenza complementare Ci puoi prima mettere il attraverso 2% in più. no, bene, lo so, diciamo, ma la leggo a rovescio. Prima, versando al fondo, avevi un risparmio del 27% perché non dovevi pagare la tassazione. Adesso c'hai un risparmio del 25%, Certo. quindi c'è un effetto a rovescio, se vogliamo. Sì. No? Quindi l'invito che mi sento di fare a tutti i lavoratori e a tutte le anche aziende è di seguirci fin dalle prossime settimane, perché usciremo con i soliti nostri articoli di approfondimento, anche magari in qualche webinar, qualche corso di formazione per aggiornare su questo aspetto. Comunque, diciamo, in sostanza rimane ugualmente interessante il tema della fiscalità agevolata dei fondi pensione. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.